Oggi, 6 maggio, a 44 anni dal terremoto del Friuli, ancora una volta l'Università di Udine, attraverso il suo progetto Cantiere Friuli, vuole dare delle risposte riguardo un'altra emergenza. Non è l'emergenza provocata dal terremoto, ma è l'emergenza provocata dalla pandemia di coronavirus. E allora l'Università di Udine, attraverso le sue officine, popolazione e territorio e persone, comunità e servizi sociosanitari che fanno parte di Cantiere Friuli, ha messo in essere un'indagine rivolta agli studenti dell'Università di Udine per capire come gli stessi si sono comportati, come hanno accettato la clausura forzata, quali atteggiamenti hanno messo in essere, ma anche quali sono le loro preoccupazioni e le loro paure. Quasi 2000 sono stati i questionari che sono stati raccolti in una settimana di indagine e le risposte suddivise poi per regioni di provenienza, gran parte dal Friuli ma anche dal Veneto, hanno messo in luce la grande responsabilità degli studenti di fronte alla pandemia, i loro comportamenti corretti e soprattutto la voglia di essere protagonisti nella costruzione di un futuro che non è ancora molto chiaro, ma anche di essere protagonisti dando loro un contributo in quelle che possono essere le risposte giorno per giorno che tutta la società deve dare a questa pandemia. E allora va ribadito che con questo progetto, come 40 anni fa, l'Università di Udine dà una risposta a quelli che sono i bisogni della società.